Quindi dire arriveremo come Napoli è veramente offensivo per noi che siamo ai massimi livelli come raccolta differenziata, è offensivo per i napoletani perché li additano a dei poveri disgraziati, ed è offensivo soprattutto per coloro che sanno di che cosa si tratta. Non sono rifiuti urbani, basta un niente che dentro lì ci vadano residui tossici, vernici tossiche, solventi e quant'altro, e in quelle quantità nel camion, scusate se uno pensa male, ma nel camion ci può finire qualcosa di questo tipo. Poi sono gli aspetti di carattere agricolo. Cosa andiamo a dire a mezzo mondo proponendo il nostro radicchio di Treviso, fiore all'occhiello della nostra agricoltura, che viene a essere coltivato e spruzzato con i residui dei cammini degli inceneritori? È proprio la zona quella, Zero Branco, Pregaziol, Mogliano. Quindi andiamo a dirlo che è più buono, è più saporito. Ebbene, l'ARPA deve prendere una posizione chiara, deve assumersi le proprie responsabilità, deve dire come sono i numeri una volta per tutte, perché purtroppo le statistiche dell'ARPA non sono aggiornatissime, ma quelle che sono state citate prima, io le ho richieste per l'anno 2007, mi stanno arrivando in questi giorni e per fortuna riconfermano quei dati, quindi questi benedetti rifiuti non ci stanno, non ci sono. Quindi chiediamo chiarezza, sicuramente chiarezza e concretezza e onestà all'ARPA, non ho dubbi, e soprattutto chiarezza anche da parte di un'industria. Deve dire quali e quanti sono i rifiuti che vuole bruciare, perché quelli speciali che lei sostiene di avere a disposizione sinceramente non ci sono, perché vorrebbe dire che la produzione industriale non è una produzione efficiente se hanno il 75% di rifiuti che vanno a scarto. La provincia è chiarissima in questo senso, l'ha sempre detto, l'ha detto il Presidente, lo dico io, saremo chiamati a votare, il nostro voto e le opposizioni, i miei tecnici stanno già preparando le osservazioni a quello che ahimè vorrebbe essere un piano regionale di rifiuti. Quindi non so, i consiglieri ci diranno dopo come si può pensare a fine mandato in 448 a fare lì un piano che richiederebbe sicuramente almeno un anno e mezzo di approfondimento, e farlo per creare il viatico, per creare la circostanza favorevole per poterlo presentare all'industria, perché sempre detto se non c'è piano non si può presentare il progetto. Allora ci inventiamo rapidamente in 448 un piano di questo tipo. In 2 mesi facciamo un piano senza parlare con nessuno. Io spero che gli amici consiglieri regionali in tal senso ci diranno qualche cosa, perché effettivamente l'operazione è assolutamente inconcepibile. Il no è generato in questo senso, per quello che mi riguarda, sin dalla prima marcia che è stata fatta a Treviso, ai tempi quando è stato lanciato il progetto a cui ho aderito, e per quello che mi riguarda tutti gli atti formali. L'ultimo è stato la presentazione di un'interrogazione recente proprio per chiedere alla Giunta una sospensione alla luce di tutti gli eventi, di tutti i dati. È primo la consapevolezza che qui non c'è un dato di, come vorrei dire, di nostalgia rispetto alla modernità. Il segno del no, che condivido, che per quello che mi riguarda è assolutamente in linea, è perché qui c'è invece una modernità di convincimenti, di voglia di futuro, di voglia di contare per quello che riguarda uno sviluppo sostenibile, una comunità coesa e una voglia che sul tema della salute, del rispetto dell'ambiente e di una comunità sana da tutti i punti di vista ci sia questo voglia di contare. Ecco, la modernità è questo, quello che ho visto stasera, cioè la capacità di mobilitazione, la capacità di una consapevolezza in più, la capacità di mettere in sinergia le istituzioni. Allora, in questo senso il dato primo è proprio questo, cioè che si vuole mettere in campo una battaglia non per vincere, come dire, il segno di un qualcosa che è pregiudiziale, ma un qualcosa che nello specifico viene ritenuto non collegato, non adeguato, non serio, non adatto, e sicuramente un qualcosa che mette a repentaglio l'attualità e il futuro di queste comunità. Ora, in questo senso dico che qui c'è una battaglia che è di Mogliano, ma vorrei dire che da tempo ormai è la battaglia, so di parlare a nome anche di tanti altri consigli regionali, è una battaglia di tutto il Veneto, perché su questo ci siamo mossi e su questo gli atti anche formali che ci sono stati e che abbiamo votato, firmato e votato il Consiglio regionale vanno in questa direzione, perché sappiamo che qui c'è una spia importante di quello che può essere un futuro in una direzione e un'altra che è assolutamente opposta. Il secondo aspetto, perché no? Perché il no è rispetto al progetto, l'abbiamo visto stasera una volta ribadito, sovrastimati, sovradimensionati, che non danno una risposta, che la danno, come dire, in termini
che vanno contro quello che sono ormai comportamenti virtuosi per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Cioè, come a dire, in qualche modo legittimano comportamenti e stili che sono altro da quello che ormai è qualcosa di acquisito all'interno delle nostre comunità proprio sui temi della raccolta differenziata, perché evidentemente hanno un impatto smisurato sull'ambiente, sulla salute. Il principio di cautela vuol dire che in assenza di elementi portanti e sicuri è chiaro che devono essere messe in campo tutte le iniziative perché tutto questo non possa accadere.